Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. Si è svolto a Genova il convegno La minaccia cibernetica al settore sanitario. La Liguria è la prima regione nel 2026 da cui parte questo progetto per sensibilizzare sul tema della cybersicurezza in sanità fornendo strumenti utili. Si chiama La partita più bella, in campo contro i disturbi alimentari ed è l'iniziativa Trasport, Sanità ed Inclusività che si terrà a Genova sabato 14 marzo alle ore 10. Al campo sportivo di Via dell'Acciaio, pazienti ed ex pazienti del Centro per i disturbi alimentari ASL 3 giocheranno insieme a una rappresentanza delle squadre femminili Under 15 e 17 del Genoa per sensibilizzare su anoressia, bulimia e altri disturbi alimentari. Da sabato 14 marzo fino al 1 novembre 2026 sarà attivato il servizio 5 Terre Express e introdotto il nuovo potenziamento Savona-Sestri Levante per i giorni festivi e prefestivi. Più collegamenti per rafforzare la mobilità lungo uno dei tratti più frequentati della Riviera Ligure e gestire in modo efficiente i flussi di residenti e turisti. Un nuovo bando da 2 milioni di euro per le micro, piccole e medie imprese che fanno rete in aggregazioni stabili. Previsto contributo a fondo perduto che copre il 50% delle spese per sviluppo di servizi condivisi, digitalizzazione e strategie marketing. Inaugurati a Zignago i nuovi acquedotti irrigui a servizio delle frazioni Torpiana, Val Giuncata e Serò, opere attese da anni dalla comunità agricola locale per un valore complessivo di circa 500.000 euro. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.